Bentrovati e bentornati per molti di coloro che già ci stanno seguendo e grazie al nostro Presidente Cesare Campa per le parole di incoraggiamento, sempre pronto a far questo. Stasera presentiamo un libro, ma in realtà affrontiamo uno dei temi più cari del progetto Venezia, che non è solamente la città di Venezia, ma è la sua laguna. Poi ne parleremo meglio, faremo alcune considerazioni su questo aspetto che secondo me caratterizza una peculiarità del libro che abbiamo qui di fronte. Prima di tutto anch'io devo ringraziare, anche se purtroppo non ce l'ha fatta venire la Germana Daneluzzi, che è la Presidente dell'Associazione Civica del Lido e di Pellestrina, perché è proprio grazie a lei che ho avuto la prima segnalazione di questo testo. E quando l'ho preso in mano sono rimasto veramente sbalordito, perché è un testo intrigante, affascinante, che non è solo da sfogliare, non è solo un testo da salotto, è un testo che guardando le immagini e leggendo i testi ci fa pensare molto al tema della laguna, al tema dell'acqua e al tema di Venezia. Potremmo dire che è un testo che si dipana su due registri di lettura che poi in realtà alla fine si intrecciano profondamente, come penso sia stato intenzione dei nostri autori che ho alla mia sinistra. Il primo registro riguarda il tema dello spazio e della natura, è dato dalle fotografie che voi potete ammirare all'interno del testo. Sono 165 fotografie prese dall'aereo o dall'elicottero, comunque viste dall'alto. Bellissimo il titolo, Venezia vista dal cielo. E queste fotografie sono state realizzate da il nostro Riccardo Reuter Rigoni, che è qua accanto a me. Riccardo è appassionato e professionista di fotografia, moltissimi sono i suoi lavori, libri illustrati, soprattutto dedicati a Venezia, ma è anche uno scrittore, a quanto mi risulta. Poi magari sentiamo se lui avrà voglia di segnalarci qualcuna delle sue pubblicazioni. E dicevo doppio registro perché oltre alle immagini, ognuna di queste fotografie panoramiche aeree sono accompagnate da un testo di carattere storico, quindi un registro che ha a che fare con la natura e con la laguna di Venezia è un altro registro che ha a che fare con il tempo, con la storia, e sono considerazioni scritte da Deborah Gusson, che è sempre alla mia sinistra, che è laureata a Ca' Foscari in beni culturali e tra l'altro è anche una studiosa che si è occupata anche di problemi di fortificazione del campo trincerato di Mestre e scrive anche su alcune riviste, ne cito una che è Storia Veneta, se non sbaglio, no? Ecco, quindi apparentemente due strade diverse, forse parallele, ma che si intersecano, si intrecciano continuamente, perché nel leggere le considerazioni di Deborah noi ritorniamo alle immagini scattate da Riccardo e così via. È un intreccio continuo in una lettura avvincente, che ci consente di fare un viaggio incredibile, perché se anche nel titolo noi troviamo il tema, il nome di Venezia, e non poteva essere altrimenti perché il cuore di questo lavoro è proprio la città di Venezia, ripeto, come dicevo prima, la peculiarità del libro è proprio quella di mostrarci tutta la laguna, tutta, forse un po' impegnativo, ma era impossibile perché mi pare 50 isole, ne vengono illustrate 35, ma per noi è tutta, insomma, ecco, ci sono anche dei problemi di contenimento delle pagine, di eccetera, eccetera. È un viaggio straordinario e singolare, perché io qui potrei, ma non lo faccio per annoiarvi, potrei enumerare altre pubblicazioni del genere, ma sono tutte pubblicazioni incentrate su Venezia città. E invece il merito di questi due giovani studiosi è quello di averci fatto capire che Venezia non è solo il centro storico o le sue isole maggiori, ma Venezia è la sua laguna ed è un tema che gli antichi conoscevano molto bene e sul quale io adesso non voglio
non voglio tornare perché ne abbiamo discusso anche in alcune conferenze che abbiamo fatto l'anno scorso. Bene, allora impostato così, io avrei una prima domanda da fare ai nostri due autori. Vorrei sapere, una domanda complessa, composita. Prima di tutto vorrei sapere da loro quali sono stati gli obiettivi di partenza che si erano proposti in questa avventura, perché sembra un libro facile, ma per chi conosce i libri o per chi li fa è molto complicato. Poi bisogna avere a che fare con l'editore, con il budget, bisogna poi confezionare un prodotto che non sia troppo esagerato, troppo costoso, eccetera, eccetera. Quindi bisogna fare dei tagli, sono sempre dolorosi per chi ha raccolto e ha studiato per anni. Queste fotografie sono state scattate tra il 2021 e il 2022, ma sono, immagino, centinaia e centinaia. Naturalmente si tratta di fare delle scelte. Poi chiedere loro quali sono state le difficoltà di questo lavoro, e la cosa che mi interessa è capire, quando poi si sono messi a tavolino a costruirlo insieme, da una parte le considerazioni storiche, dall'altra le considerazioni di immagine, estetiche anche, no? Come questo lavoro poi si è modificato, perché quando ci si mette insieme, ci si confronta, le idee mutano, si evolvono e secondo me in genere migliorano. Questa è la prima domanda che io farei ai nostri due autori. Voglio ringraziare il professor Manno e tutti voi per essere qui, innanzitutto, grazie. Veniamo subito alla domanda. Può sembrare strano, ma il libro onestamente nasce da un sogno. Il sogno che avevamo di raccontare Venezia, di raccontarla sia fotograficamente sia attraverso la storia, perché quando si vola su Venezia e si vedono tutte le isole, inevitabilmente sorge la voglia di conoscerle, di vederle e di capire di più, e soprattutto indagandole si scoprono sempre più cose che bene o male poi vanno anche ad unirle, si crea una sorta di ragnatela invisibile, allora, e si capisce che tutte le isole della laguna non sono satelliti di Venezia, ma Venezia è un centro e le isole sono tutte connesse tra di loro, anzi, come siamo soliti dire, Venezia è la città anomala, perché di solito le città nascono da un centro e poi si allargano, Venezia invece è partita dalla periferia per arrivare poi a costruire il centro. Noi abbiamo impostato il libro prima ancora che ci fosse un'idea editoriale e avevamo iniziato ciclicamente a pubblicare dei testi accompagnati da delle foto su delle isole. Abbiamo iniziato a fare una sorta di percorso sui social media, fin tanto che un giorno di maggio del 2021 arriva un messaggio su Messenger ed era l'editore di questo libro, quello che sarebbe stato poi l'editore di questo libro, e Thomas Jonglet, un editore francese, infatti la sede della casa editrice a Versailles, il quale si occupa di guide e di libri fotografici in tutto il mondo, perché la casa è distribuita in 35 nazioni e pubblica in 9 lingue diverse. E lui, un grandissimo amante di Venezia, ci aveva anche abitato per un periodo. Ci siamo trovati a Venezia proprio 2 settimane dopo che doveva arrivare e lui ha detto: no, vi seguo, ho visto che fate delle cose interessanti, volevo capire quanto materiale avevate. E noi abbiamo detto: volendo possiamo fare tutta la laguna volabile, tutta la laguna che si può sorvolare. Lui fa: davvero? Allora prepariamo un libro, e gli abbiamo mandato quello che era il nostro progetto sogno che avevamo nel cassetto, gliel'abbiamo mandato. Lui lo ha praticamente approvato al 90%, in realtà non ci ha tagliato nulla delle nostre idee, ma ce ne ha aggiunta qualcuna, che siamo poi andati a fare. E poi gli abbiamo consegnato tutto il materiale, cioè Deborah ha iniziato allora a rivedere i suoi testi in base agli spazi che lui ha indicato, perché poi il libro è pubblicato in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, e per motivi di traduzione di spazi ha dovuto dare un numero di battute massimo, e quindi adesso passo però la parola a Deborah per quanto riguarda i testi. Abbiamo dovuto lavorare in questo senso qui. Quindi il libro nasce da un nostro sogno e da un editore francese che ha creduto in noi. Buonasera a tutti.
Appunto Riccardo dice il libro è nato da un sogno, ma è nato anche da tanta curiosità in realtà. E dal fatto che tante volte diamo per scontato quello che vediamo. Io osservo tantissimo, specialmente quando sono a Venezia. Io ho un amore smisurato per questa città e ogni pietra, ogni muro sul quale io poso lo sguardo voglio indagarlo, voglio conoscere la storia, voglio sapere che mani lo hanno toccato, dove cammino voglio sapere chi altri ha camminato lì prima di me, e questo ha dato lo slancio per fare delle ricerche molto approfondite appunto su ogni isola. Ne deriva un libro con dei testi molto, molto brevi, dove ho cercato di assimilare e di mettere insieme più informazioni possibili, perché ogni isola ha una storia a sé e una storia lunghissima, e soprattutto ogni isola è diversa l'una dall'altra, per cui è stato molto difficile ma anche molto stimolante. È stato un lavoro che ci ha aiutati a comprendere anche Venezia, tra virgolette, centro storico, come diceva il professor Manno, e ci siamo proprio accorti che Venezia appunto è anche laguna. Venezia non è solo quella che siamo abituati a vivere noi oggi, ma una grandissima rete di isole indipendenti, ma allo stesso tempo collegate tra di loro e collegate appunto anche a Venezia e alla sua storia e ai suoi fatti. E quindi è stato davvero bello quando ci è stata data l'opportunità di lavorare a questo e di poterlo presentare, insomma, al pubblico, perché è un lavoro in cui noi abbiamo creduto tanto, perché comunque ci stavamo lavorando e stava nascendo ancora prima che qualcuno lo vedesse, per cui era un lavoro, un percorso che noi avevamo iniziato per noi stessi, per amore di questa città. Grazie. E noi abbiamo pensato, su suggerimento degli autori, di animare la riunione di questa sera con delle letture, grazie proprio anche all'aiuto, come diceva il nostro Presidente prima, di Voci di Carta. E per Voci di Carta, che è questa associazione benemerita, perché è impegnata in vari fronti, soprattutto con le biblioteche, se non sbaglio, no? Con i centri civici e quant'altro, anche qui al Candiani fanno iniziative, e noi abbiamo la possibilità di sentire leggere questi testi. Naturalmente il libro di questa sera è denso di testi, noi abbiamo dovuto fare una scelta, gli autori ne hanno scelti 2, e sono 2 isole. La prima adesso ve la leggiamo, e riguarda l'isola della Madonna del Monte, che forse detta così a molti di voi non dice molto, ma io sono sicuro che la conoscete, perché andando in vaporetto verso Burano, a un certo punto sulla nostra destra appare questa isola abbandonata, quasi coperta dall'acqua, dove c'è un edificio abbandonato senza tetto e quindi riconoscibilissimo, molto fotografato da tutti quanti, perché vedere quell'edificio quasi immerso nell'acqua della laguna, quell'edificio divorato e consunto dal tempo, senz'altro fa emergere in noi malinconia, fa emergere in noi il tema del degrado della laguna, ma anche di una storia talmente lontana che appunto può sollecitare anche, appunto, come diceva Deborah Gusson, la nostra curiosità. E do la parola a Giuseppina Trevisan, che ringraziamo per essere venuta qui e partecipare alla nostra iniziativa, che vi leggerà un brano di questo testo che trovate nel libro. Grazie. Madonna del Monte, San Giacomo in Paludo, storie
queste antiche presenze. È tempo di avvicinarsi a Venezia e lasciata Burano, proseguendo verso sud, ci si ritrova presto nei pressi dell'isola della Madonna del Monte, un tempo nota come San Nicolò della Cavana. L'evidente stato di degrado rende difficile immaginare un passato interessante, eppure anche quest'isola ha molto da raccontare. Nei giorni di bassa marea, sotto un velo d'acqua, si possono scorgere le tracce delle vecchie mura perimetrali, segno che un tempo la sua estensione era maggiore rispetto a quella attuale. All'inizio del 1300, 4 monache benedettine vi fondarono un monastero intitolato a San Nicolò, rimasto attivo per oltre un secolo, utilizzato poi, verso il 1600, come luogo di eremitaggio e successivamente abbandonato. All'inizio del XVIII secolo, tale Pietro Tabacco affermò di aver udito di notte il suono delle campane dell'isola, non più presenti da tempo. Questo evento soprannaturale lo portò a erigere una chiesa dedicata alla Madonna del Rosario, chiamata poi anche Madonna del Monte. Attualmente l'isola risulta di proprietà privata. Una leggenda racconta che nei giorni di nebbia, nelle sue vicinanze, si possa udire il suono di un respiro. Una recente tesi presentata all'Accademia delle Belle Arti di Venezia mostra un'interessante rappresentazione in 3D dell'isola, creata partendo da un'immagine di Antonio Sandi con una particolare e innovativa tecnica grafica. L'opera porta a pensare a quanto sarebbe stimolante ricostruire attraverso fonti d'archivio iconografiche un modello della laguna antecedente al periodo napoleonico, scoprendo così come doveva presentarsi lo skyline lagunare del XVIII secolo. Un dato curioso deriva dal fatto che quest'isola risulta una delle più ammirate e fotografate dalle persone che compiono un volo sulla laguna. Il perché di questo non può essere riconducibile solo all'aspetto estetico della Madonna del Monte, ma sicuramente contribuisce in maniera importante l'energia che si percepisce nei suoi paraggi. Fantasia? Suggestione? Difficile dirlo. Molte di queste persone non conoscono nulla o quasi di questo lembo di terra che sta lentamente naufragando. Ma nei secoli gli eventi strani legati a quest'isola non sono certo mancati, quindi non c'è di che stupirsi. Più a sud, invece, si incontra un'altra isola, San Giacomo in Paludo, località che nel corso dei secoli ha ospitato sia chiese che conventi. In questo luogo, attorno al 1050, sorse un monastero dedicato a San Giacomo Maggiore, rifugio per viandanti e pellegrini diretti in Terra Santa. Questo fu ingrandito dalle monache cistercensi nel 1238 e riedificato nel 1456 con materiali provenienti dall'isola di Ammiana. Alla fine del Seicento la chiesa aveva 3 altari e il convento disponeva di un'ampia foresteria, di una spaziosa cavana coperta e di una loggia a disposizione dei naviganti in difficoltà. Come altri edifici, il complesso venne demolito nel 1810 senza che ne rimanesse traccia. Per un breve periodo l'isola venne utilizzata come lazzaretto, mentre in seguito fu impiegata per scopi militari e poi definitivamente abbandonata. È solo un esempio, ma ritorna quanto i nostri autori ci raccontavano, cioè Venezia non è solo quella che immaginiamo nell'immediato, nei mass media, o anche quella dove noi volentieri camminiamo, ma Venezia è una rete, potrei dire un arcipelago, dove la Venezia che conosciamo è sicuramente il cuore, ma è una serie di isole collegate strettamente. E l'idea della laguna che contiene questo arcipelago secondo me è molto suggestiva e ci potrebbe far vedere anche la storia di cui noi ci vogliamo occupare nel progetto Venezia in maniera totalmente diversa.
Due veloci domande ai nostri autori. La prima è per Gusson. Mi incuriosisce questo nome Madonna del Monte, no? Perché prima si chiamava ex Nicolò della Cavana, noi sappiamo che San Nicolò è patrono dei naviganti, quindi ci sta benissimo a Venezia, no? Molte delle isole venivano usate sia dalle persone che frequentavano la laguna per motivi di lavoro, di pesca, di caccia, ma anche da molti che poi partivano per la Terra Santa. Quindi la richiesta della protezione di San Nicolò non mi stupisce, ed è una storia larghissima, amplissima, dove potremmo spaziare tanto sia su Venezia che sulla laguna. Però quel Madonna del Monte, dato che il convento e la chiesa erano intitolati alla Madonna del Rosario, non so, forse è dovuto al fatto che qui c'è un legame tra questo convento e Monteberico, non so se è un'ipotesi sulla quale si può lavorare, ma più che altro è una curiosità. E invece l'altra è una considerazione che volevo fare più che una domanda. E un'altra considerazione che invece faccio rivolgendomi a Riccardo è che, guardando le sue fotografie, io non solo sono rimasto colpito dal punto di vista, quello colpisce tutti, no? Cioè noi viviamo in una società secolarizzata, ma se andiamo indietro nei secoli, andiamo a vedere la prima veduta aerea di Venezia, che è quella del De Barbari, quando De Barbari ci fa vedere Venezia dall'alto, non c'erano elicotteri, aeroplani o droni, e vedere Venezia dall'alto significava vedere Venezia dalla stessa angolazione con cui veniva vista dagli dei dell'Olimpo o dal Padre Eterno. È la Venezia vista dal sacro, dal divino. Noi non abbiamo più questa sensazione, perché, ripeto, siamo secolarizzati, però il fascino rimane, perché la vista dall'alto mi dà un senso di comprensione totale, di abbraccio amplissimo. E infatti, questo è un pensiero mio personale, sono rimasto sbalordito non solo appunto dalla inclinazione, ma da quello che poi viene fuori da questo viaggio fotografico, che è questo gioco infinito tra gli azzurri del cielo e della laguna e i verdi dei canali, delle barene, no? Dove poi soprattutto quando ci sono delle panoramiche molto, molto larghe si vedono questi sistemi di ghebi, di canali che vanno attorno alle isole e fanno un disegno arabescato, sembra quasi di vedere dei quadri astratti, no? È un po' quello, vi confesso, ma penso che sarà capitato anche a voi, che quando arriviamo con l'aereo e ci troviamo ad atterrare, l'aereo fa una virata e vediamo dall'alto la laguna, e quello che mi colpisce di più è questo merletto della natura arabescato, ripeto, che ha un fascino indicibile. Chissà Riccardo cosa ha pensato quando era lì sull'elicottero, sull'aereo. Magari c'era molto rumore, però penso che avrà pensato al suo sogno. Allora, per appunto collegarmi alla domanda che mi ha fatto il professore, Del Monte potrebbe fare riferimento al fatto che era un luogo molto isolato. Non a caso appunto le isole, sostanzialmente quasi tutte all'inizio, hanno questa funzione religiosa, spirituale, iniziano un po' tutte così. Un esempio che appunto abbiamo in Laguna Nord è San Francesco del Deserto, che è appunto questa qui, che è la copertina del libro, ad esempio, e venivano a crearsi delle comunità religiose dove appunto la spiritualità e la preghiera erano di casa, ma non solo. Qui vi transitavano spesso appunto questi pellegrini che partivano per i viaggi in Terra Santa, per cui noi dobbiamo pensare intanto che Venezia non è invasa dai turisti solamente oggi, ma che anche secoli fa la quantità di persone che passava per la nostra laguna era esorbitante. E poi dobbiamo pensare al motivo appunto dei viaggi. Una volta si viaggiava per scopi lavorativi o
appunto per eremitaggi spirituali. Il viaggio non era una cosa come la intendiamo noi oggi, per cui appunto probabilmente del monte potrebbe derivare da questo. Mi collego appunto anche col discorso che diceva prima il professor Manno, San Nicolò, protettore appunto dei naviganti, con San Giacomo in Paludo, perché proprio per i naviganti qui abbiamo una cavana molto molto importante, che è il primo esempio, diciamo, di questa tipologia di edificio qui in laguna, che purtroppo appunto è rimasta lì, ma cioè, è molto difficile arrivarci, ed è un peccato. Queste due isole sono molto vicine e nella foto precedente si vede molto bene come l'erosione stia consumando quest'isola, e tant'è che quando si passa vicino con il battello adesso non la si vede più così. Invece San Giacomo in Paludo cioè le righe sono state rifatte anche recentemente, perché appunto è una delle isole che subisce la maggiore erosione, ed è un peccato perché sta scomparendo tutto, davvero un peccato. Io invece mi rifaccio a quanto ha detto appunto alla domanda del professor Manno e a Jacopo de Barberi. A Jacopo de Barberi proprio l'idea, proprio guardando la xilografia del 500, della Venezia del 1500, un giorno ho pensato che sarebbe stato bello omaggiare de Barberi cercando di salire al punto dove lui l'aveva immaginata. E questo è stato possibile per due motivi, uno bello e uno che ci è andato bene, ma il primo bello è stato che ha trovato subito negli amici della Fly Venice, Silvia Rigone e tutto lo staff, quando gli ho proposto l'idea e gli ho fatto vedere appunto il De Barberi e il fatto che volevamo riproporre Venezia così, una sponda di proprio stati entusiasti, hanno detto sì, la facciamo. Ho detto però bisogna farla quando ci sono le condizioni meteo giuste, perché nel De Barberi, nella sua veduta, si vedono anche le montagne, quindi bisogna andare su in un giorno in cui si vedono anche le montagne. E l'altra è che la quota in cui l'abbiamo fotografata è una quota che solitamente è interdetta agli elicotteri perché è utilizzata dai voli commerciali, ma nel 2020 a causa Covid i voli commerciali erano quasi azzerati e quindi ci hanno permesso di andare fino a 1400 metri, che è la quota da cui appunto è stata realizzata la foto che vedete alle nostre spalle. E che emozioni si provano? Io ho provato una cosa particolare nel fare questa foto che non ho provato nelle altre, nel senso che le altre fotografie, una sessione fotografica in elicottero si studia tanto prima perché bisogna sapere cosa si fa, e quasi tutte le foto del libro che uno vede, appunto essendo fatte in volo e non da fermo, sono tutte quante scattate fra i 100 e i 170 km orari, quindi quando si vede l'obiettivo si sa quello che si deve fare o l'obiettivo passa alle spalle nel giro di qualche secondo, quindi sono foto si sta molto concentrati sull'obiettivo e da fotografare si cerca di fare il meglio, ben sapendo che siano pochi secondi. Quella di De Barberi invece, la foto che si è voluto proprio omaggiarlo e l'abbiamo chiamata MMXX proprio 2020 e siamo proprio saliti apposta e raggiunta la quota il pilota ha compiuto 3 orbite lente in aria per permettermi di fare le foto 3 volte. Ecco, e io di solito quando fotografo non stacco mai l'occhio dall'obiettivo perché appunto ogni secondo è preziosissimo. Alla termine invece questa volta del terzo giro ho staccato gli occhi dalla macchina fotografica e ho voluto guardare con i miei occhi, non solo attraverso l'obiettivo, quello che avevo davanti, perché sembrava impossibile di tanta bellezza. Cioè è stata quasi una sindrome di Stendhal, perché avere visibilità per oltre 140 km e
Poi la foto è questa, però noi stavamo girando perché comunque c'era un po' di vento, il pilota non è riuscito a fermare l'elicottero del tutto, quindi eravamo comunque in leggero movimento e quindi mi ritrovavo nel giro di pochi secondi da vedere le Alpi e Venezia e vedere Chioggia e fino a quasi il delta del Po, perché con quella visibilità a 1400 metri si vede veramente tantissimo. Quindi, professore, che dire, io ammiravo De Barberi, ma quando sono sceso l'ho ammirato ancora di più, perché la vera domanda è: fare una foto, tutto sommato, la si può organizzare, la si può studiare, ma si fa. Lui non vedeva, cioè i primi voli sono stati fatti con le mongolfiere nel 700 e il primo volo in aereo è del 1903, l'elicottero è arrivato ancora dopo. E quindi lui ha raffigurato quello che poteva immaginare e l'ha raffigurato in un modo che fa veramente impressione, anche perché poi dopo il volo con Deborah ci siamo veramente persi nel confrontare la xilografia con la fotografia, nel cercare quello che c'era già, perché la punta della dogana c'era già appunto la piazza San Marco, il campanile era diverso, ma c'era già, ma però mancano appunto la salute, manca il Redentore. Una piccola cosa che tengo a raccontare quando si parla di questa foto è, non so se si vede il mouse, questo punto qui. Questo appunto è il ponte del Redentore che era in costruzione, la settimana dopo sarebbe stato il Redentore. Io non amo Photoshop, però diciamo con Photoshop togliere il ponte ci si impiega un secondo. Noi l'abbiamo lasciato perché era il 2020, non si era ancora fuori dal Covid e questo rappresenta per noi il lavoro di tante persone che stavano facendo per raggiungere un nuovo Redentore. E quindi è rimasto nella foto proprio sia per omaggiare il De Barberi, che non abbiamo voluto toccare niente della Venezia che c'era, sia per omaggiare tutte le persone che hanno lavorato affinché le persone potessero superare questa crisi. Possiamo dire che il De Barberi è riuscito a ricostruire Venezia immaginandola e per farlo si è servito di squadre di rilevatori che sono saliti sui campanili di Venezia e hanno disegnato dall'alto dei campanili più e più volte e il De Barberi ha riunito tutte queste vedute in un unico disegno concepito a quella quota. E potrei dire che se il De Barberi ha rappresentato Venezia senza vederla, Riccardo ha visto Venezia dall'Olimpo. Mi pare che la differenza sia questa. E sì, comunque è stata un'emozione incredibile. Immagino tantissimo. Bene, allora andiamo avanti nel nostro viaggio su questo libro. L'altra domanda che volevo porre riguarda il sottotitolo, perché il sottotitolo del libro, o perlomeno più che del libro, della conferenza, è uno sguardo per riscoprire, conoscere e riflettere. Allora, riscoprire e conoscere lo abbiamo già capito da quanto ci hanno detto i nostri autori. La domanda secca che faccio loro: che cosa significa riflettere? Riflettere su quello che sarà di questa Venezia, ma non a lungo termine come abbiamo fatto in un piccolo saggio io e Riccardo, appunto, per quanto riguarda la foto che avete visto prima, un saggio che si intitola 1600 anni, futuro di Venezia. Che futuro avrà Venezia fra 500 anni? Questo non lo sappiamo. Riflettere sicuramente su un futuro prossimo, il futuro di queste isole che vi abbiamo fatto vedere prima, che sono in vendita ma abbandonate a loro stesse, con dei progetti imprenditoriali magari anche di dubbio gusto.
abbiamo una grossa responsabilità sul riflettere sul futuro di questa laguna, e la cosa che fa forse un po' male è che sicuramente non dipenderà da noi per ora, perché io penso che ci siano tante idee che i cittadini magari possono proporre. Insomma, Venezia è di tutti, è del mondo, quindi è anche nostra, e con lei la sua laguna, che è patrimonio UNESCO, quindi è ancora più nostra, è del mondo, quindi secondo me si potrebbe pensare a qualcosa di costruttivo, senza entrare tanto in discorsi politici, eccetera. E qui è il difficile, appunto, però io ho speranza, quindi la mia riflessione è quella che sì, qualcosa si farà e si dovrà fare per preservare questi nostri siti di storia, appunto, e di cultura che abbiamo. A volte anche non si capiscono delle scelte che vengono fatte, ma magari sono a lungo andare le scelte giuste. Su questo la coscienza di ognuno di noi poi elabora, insomma, i propri pensieri. L'importante, secondo me, è innanzitutto partire dalla conoscenza, perché è la memoria che salva le cose, e quindi senza storia e senza memoria non abbiamo passato, ma senza passato non abbiamo nemmeno il futuro. Per cui questo è, diciamo, l'augurio e anche la speranza che io ho, che si possa conoscere, ricordare e riflettere, come il sottotitolo della nostra conferenza. Da parte mia mi vengono in mente tante cose su cui riflettere, ma soprattutto una cosa che ci ha colpito da quando è uscito il libro è che tante persone di Venezia, insomma di maestri, anche comunque persone che hanno sempre vissuto la realtà lagunare, ci hanno contattato dicendoci che sono rimasti stupiti perché non sapevano dell'esistenza di certe isole che magari sono fuori dal giro delle linee pubbliche e altro. Quindi il fatto, io stesso quando ho iniziato a volare mi sono accorto che certe isole non le conoscevo e mi è venuta voglia di conoscere. E come dicevo prima al professore, volare dall'alto permette di capire tante cose che da terra non si riescono a comprendere bene. Ad esempio io vedevo gli ottagoni al Lido, li vedevo lì, ma volando, vedendo la loro posizione, ho capito a cosa servivano e perché erano stati edificati in un certo modo. Quindi riflettere in questo caso, e prendere coscienza per chi abita qui del perché esistono certe realtà e del fatto che come diceva appunto Deborah prima, è partendo dalla conoscenza del passato che si può studiare e anche immaginare progettare un futuro, perché se non si tiene conto della storia che è passata in un luogo, forse è un po' di fantasia, ma a me fa pensare che ogni luogo ha un'energia che accetta o non accetta chi la va di nuovo ad abitare o a vivere. Quindi penso che chi rientra all'interno in un luogo, facciamo finta una casa che era stata già abitata da altri, debba un po' conoscere la storia di quello che è avvenuto lì dentro, perché bisogna sempre entrare in punta di piedi su tutto, soprattutto in una realtà fragile come questa che è in costante mutamento, perché a differenza di ogni volo io ho sempre visto una laguna diversa, perché bastano 50 centimetri d'acqua in più o in meno e a volte compaiono delle secche, delle barene che con l'alta marea spariscono. Si capisce anche questo, che è una realtà in costante mutamento e quindi anche non si può rimanere fermi davanti a un mutamento simile che porta all'erosione dell'isola della Madonna del Monte, che abbiamo visto che ormai sta arrivando solamente a erodere anche quel poco che è rimasto vicino allo stabile. E in tutto questo devo dire che nel percorso ho trovato anche delle persone che hanno capito l'intento che avevamo di raccogliere e raccontare la storia
e prima ho citato appunto gli amici di Fly Venice, ma voglio citare anche un altro amico che è il comandante pilota Mirko Zanotto, che è stato il primo, quando gli ho parlato di alcune idee che avevo, a dirmi andiamo a vederle assieme. Mi ha portato in volo con lui e mi ha permesso di mettere giù i primi tasselli di questo grande mosaico che è stato costruito un po' alla volta. E quindi credo che anche questo, il mettersi in rete con le persone, si va a stimolare altri che a loro volta danno la possibilità di fare qualcosa e si crea una rete che porta a risvegliare, diciamo, una sete di conoscenza che, come è capitato per noi, può capitare per tutti, e che comunque al di là di tutto è una grande fonte di emozioni, perché quando ci si stupisce per qualcosa si prova sempre un'emozione. È venuto il momento di dare voce alla nostra Giuseppina Trevisan per il secondo brano, che riguarda l'isola di San Michele. Per i veneziani è l'isola del cimitero, affascinantissima, piena di memorie, di monumenti e di storia, ma aggiungo anche traumatica, se guardiamo la storia di Venezia, perché quell'isola nasce da un decreto napoleonico che obbliga tutta la città a spostare le proprie sepolture in un luogo lontano per motivi sanitari, ma io aggiungo anche per motivi politici ed economici, perché con quel decreto le chiese di Venezia praticamente sono state congelate, perché la storia delle chiese di Venezia è fatta di monumenti funerari, è fatta di altari per i defunti. Da quel momento non hanno più potuto avere la storia che le ha rese tanto celebri e tanto ricercate nell'arte. E dunque quel luogo che noi tanto ammiriamo è stato anche però un momento di grande trasformazione del tessuto storico di Venezia e anche delle sue isole, perché molte delle chiese che erano in queste isole, proprio fondamentalmente per questo editto, sono poi state smantellate, perché c'è stata anche la soppressione dei monasteri e di molte chiese che avevano poche entrate economiche. Ecco la voce. San Michele in isola, un curioso legame con la luna. Nata dall'unione di due isole, San Cristoforo della Pace, per lungo tempo un ricovero per le imbarcazioni della vicina Murano, e San Michele, dove già nel X secolo sorgeva una chiesa dedicata all'Arcangelo. La chiesa attuale, costruita dall'architetto Mauro Condussi tra il 1468 e il 1479, è considerata la prima chiesa rinascimentale di Venezia. Si narra che San Romualdo, fondatore dei Camaldolesi, trascorse un periodo di vita eremitica proprio sull'isola di San Michele. Per un periodo le celle del convento, lasciate libere dai frati che si trasferirono a Roma insieme all'archivio e alla preziosa biblioteca, divennero un carcere in cui fu detenuto anche Silvio Pellico. Invece, nel 400, tra le mura del convento operò Fra Mauro, famoso geografo e cartografo medievale, il quale realizzò il famosissimo planisfero conservato presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. A lui è dedicato un importante cratere sulla Luna, nei cui pressi, nel 1971, atterrarono gli astronauti dell'Apollo 14. Questa cosa fa sì che tra l'isola e la Luna vi sia un particolare legame. Un tempo il canale di San Michele divideva l'isola in due parti, ma nella prima metà del XIX secolo, con la destinazione delle isole a cimitero, venne interrato e l'intero complesso prese il nome di San Michele, diventando l'elegante cimitero monumentale di Venezia, dove riposano nomi illustri come, per citarne alcuni, il compositore Igor Stravinsky, il premio Nobel per la letteratura Josip Brodsky, il poeta Ezra Pound, il commediografo Cesco Baseggio e l'impresario e direttore artistico Sergei Diaghilev.
presso la cui tomba da molti anni ha luogo una singolare tradizione. Molte ballerine depongono scarpette da danza dismesse, nastri, fiori e cartoline. Tra i monumenti più conosciuti del cimitero vanno sicuramente citati quello della famiglia Papadopoli, la cui statua di un angelo in marmo e bronzo è forse la più conosciuta dell'intero cimitero. Maestosa e imponente si presenta la tomba realizzata tra il 1923 e il 1926 da Antonio Salvadori per lo scultore Antonio Dalzotto, autore della famosa statua di Carlo Goldoni in Campo San Bartolomeo. La realizzazione di questo monumento funebre ha visto chiamati in causa numerosi artigiani e tra i vari materiali impiegati va citata la ceramica invetriata della Robbia. Fino al 1950, nel periodo della commemorazione dei defunti, l'isola veniva collegata alla città mediante un ponte di barche. Successivamente questa tradizione è stata interrotta e solo nel 2019, dopo ben 69 anni, la passerella galleggiante è stata nuovamente realizzata. E ci sono 2 fotografie dove si vede questo ponte, 2 fotografie veramente belle, perché importanti anche per la memoria, perché questi ponti vengono allestiti periodicamente, a volte non ci si riesce nemmeno, soprattutto per quello del cimitero, mentre in quello dei Redentore si continua a farlo, per fortuna. Siamo arrivati alla fine della nostra presentazione, che è stato un viaggio straordinario per il quale io ringrazio ancora i nostri due autori. È un libro che richiederebbe tanto altro tempo, ma non avrebbe senso, insomma. L'importante è che noi siamo riusciti a darvi un'idea. Sfogliandolo ci sono schede e fotografie straordinarie che dimostrano gli ottagoni che una volta erano fortificati e che sono posti a ridosso del lido. Si vede Valle Zappa e le valli da pesca, con tutti quegli arabeschi di barene, di ghebi di cui vi parlavo. Moltissime fotografie sono dedicate al lido e qui c'è un taglio un po' campanilistico da parte dei nostri autori, però sono bene accette perché anche quelle vedute non sono rari, quindi sono una sorpresa gradita. Ho apprezzato tantissimo le fotografie sull'Arsenale che dall'alto non conosciamo tanto, ce ne sono tantissime. Alcune interessantissime, come pure una fotografia che è scattata dal bacino di San Marco verso l'ingresso del Canal Grande della Salute, penso una delle più belle dal punto di vista proprio fotografico, come pure anche altre che appunto dicevo sembrano quadri astratti. Ce n'è una dove si vedono le vigne, mi pare di aiutami Riccardo, Santa Cristina, esatto. Che è l'unica fotografia del libro in cui non compare l'acqua. Esatto, che però ci fa apprezzare con uno sguardo più ravvicinato quello che si può vedere volando sopra la laguna. Quindi ancora grazie per questo contributo e appunto lascio a voi le conclusioni con una frase, con una considerazione che vorrete fare per conto vostro autonomamente. Ringrazio il Circolo Veneto per questa occasione, ringrazio anche appunto l'amica Germana Daneluzzi che stasera non è presente, ma è stata lei la fautrice, come diceva il professore, a parlare di noi. E è una bella emozione essere qui con voi stasera e speriamo che appunto il libro vi possa piacere o comunque vi possa incuriosire. Io e Deborah gestiamo anche una pagina Facebook che si chiama Riinterai e appunto che Riinterai sappiamo tutti cosa sono, ma tanto quando parliamo con le persone non di Venezia o dell'entroterra dobbiamo spiegare cosa sono. Perché il nome di questa pagina? Perché il Rio Terà nasconde qualcosa che è bello tirar fuori, però il Rio Terà allo stesso tempo diventa un punto di incontro che prima non c'era. Quindi se volete seguirci, noi pubblichiamo settimanalmente alcuni contenuti
e vari approfondimenti, quindi che sia anche questa un'occasione per conoscerci e non lasciarla fine a se stessa. Grazie anche a tutti voi, la conclusione credo doverosamente di lasciarla a Deborah. E anch'io ringrazio il professor Manno, Giuseppina di Voce di Carta, gentilissima la nostra voce narrante, e ringrazio tutti voi. E io mi sento di lasciarvi questa sera con una frase che un'amica che non c'è più mi ha detto tanto tempo fa: e Venezia non deve morire, e noi speriamo davvero che così non sia mai. Grazie mille. Posso solo aggiungere una cosa come lettrice. Questo libro è particolarmente interessante, a mio avviso, per le foto che sono strepitose, ma ne abbiamo già parlato, vista anche la prospettiva da cui sono state colti le varie isole. Ci permette di conoscere, come è già stato detto, varie parti della laguna non sempre conosciute. E poi gli scritti di Deborah Gusson hanno parecchi riferimenti storici, conosciuti o meno, e sono veramente ricchi di curiosità che anch'io non conoscevo, che è bello scoprire, per cui consigliato assolutamente. Grazie. Abbiamo qualche minuto e saremmo molto contenti se qualcuno volesse intervenire e fare domande agli autori. Abbiamo un microfono qua che può essere preso, se avete la gentilezza di alzarvi. Come? Questo libro è in vendita qua fuori e comunque lo si trova in qualsiasi libreria perché è distribuito, no? Mi pare. Se ci sono domande circa le cose che abbiamo detto, noi abbiamo ancora una decina di minuti, quindi saremo molto contenti che il pubblico partecipasse. Bisogna solo rompere il ghiaccio. Oddio, che terrore! Benissimo, grazie. Beh, la colpa è di Deborah e Riccardo che hanno fatto un libro troppo bello. Sì, signora, abbiamo presentato Così bene Venezia con il nostro libro in 5 lingue che adesso vogliono comprarlo tutti. Venezia l'abbiamo svenduta noi. Sì, più che altro tanti hanno visto tante isolette che si poteva libera e hanno detto ma perché non andarci? No, a parte gli scherzi, Venezia è da sempre affascinante e come diceva prima il professore, Venezia, se si studiano le isole, si capisce che quasi tutte hanno una nascita religiosa, poi un utilizzo militare, poi altre un utilizzo sanitario. Adesso diciamo siamo alla fase alberghiera. Quindi più avanti chissà. Quindi ci sono state tante mutazioni in base ai periodi e alle realtà. Poi appunto non si vuole fare politica, non si vuole dire niente, però la realtà è che gestire un'isola è molto oneroso, è anche il motivo perché gli ospedali stessi sono andati via dalle isole e ricordiamoci appunto che il primo lazzaretto al mondo è nato qui, anche il primo lazzaretto per la quarantena delle merci con il lazzaretto nuovo è nato qui, quindi c'è stato anche tutto, è una delle tante chiavi di lettura della laguna, si può guardare dal punto di vista religioso, militare, sanitario, si può vedere attraverso naturalistico, la laguna si può guardare da ogni angolazione. Noi proponendola dall'alto speriamo proprio di far vedere ancora di più questo, cioè che ci sono tante chiavi di lettura che si possono usare per appunto emozionarsi, per guardare quello che è e chissà come l'acqua entra ed esce 6 ore e cresce 6 ore e cala, come si dice a Venezia, c'è il discorso che anche qua è tutto in mutamento, non è nulla di fermo nella laguna anche se sembra, ma in realtà non è così. Altre domande?
Sì, abbiamo fotografato Poveglia e le rispondo io perché questa è un'isola, diciamo, è l'esempio di come il web e le fake news viaggino a livelli stratosferici. Eccola qui, in tutta la sua bellezza, e in questa prospettiva poi sembra un cuore. Poveglia, forse appunto è quello che voleva chiedere lei, non è infestata dai fantasmi, se era questa la domanda. E la leggenda ovviamente è nuovissima, degli anni 2000, e la colpa è degli americani, è sempre colpa degli americani comunque. No, allora, a parte gli scherzi, una troupe televisiva che aveva un format di tipo ghost hunting, una cosa così, è sbarcata ovviamente senza permesso nell'isola e hanno fatto un montaggio per avere una puntata da 150 miliardi di visualizzazioni ovviamente, dicendo che qui c'era un ospedale psichiatrico, che dal campanile si è lanciato un medico, eccetera, eccetera. In realtà il campanile è stato usato come faro ed è uno dei motivi per il quale lo vediamo ancora così. Napoleone non lo ha demolito. Vi è stato ospitato un reparto geriatrico che forse qualcuno si ricorda perché comunque è stato dismesso negli anni 50 del Novecento, quindi è una cosa recente. Che altro? Un'isola con una storia bellissima, perché ancora prima dell'anno 1000 i Povegliotti aiutarono Metamauco contro i Franchi, e questo portò dei privilegi alla popolazione, non pagavano le tasse ad esempio. Insomma, ha una storia veramente molto bella che vale la pena scoprire. Questa è un'isola appunto che mi piace demolire le fake news che girano attorno ad essa. Sì, nel libro comunque è spiegato bene. C'è una sagra una volta all'anno dove si può sbarcare e si può vedere. Gli edifici sono tutti pericolanti, per cui ovviamente insomma va un po' alla propria coscienza, però è un'isola con una storia molto bella, di cui però appunto non resta nulla di visibile, bisogna scavare. Diciamo che se c'è una cosa misteriosa a Poveglia c'era soprattutto, e quello lì era veramente un mistero, anche se era la bontà delle pesche che venivano prodotte lì da un ortolano, che erano qualcosa di eccezionale, perché vista la conformazione della terra, la salinità, quello sì aveva veramente del paranormale. C'è una domanda del dottor Salvatici. No, c'è stato il geriatrico. Sì, no, infatti. Dopodiché l'isola è cresciuta, in origine moltissimo, fino ad arrivare a 800 case, quindi si calcola su 10.000 abitanti. Poi ha avuto una funzione di ricovero, ha avuto una grossa disputa con Venezia per fare altre appoggiate a Chioggia, i genovesi avevano la guerra di Chioggia, per cui gli abitanti di Poveglia sono stati trasferiti quasi tutti alla Giudecca, sì. L'isola poi ha avuto una funzione di lazzaretto come penso al lazzaretto veneziano, e questa funzione sanitaria col tempo venne messa con una posizione più di convalescenza che di malattia. Io sono medico per queste cose, ho approfondito molto, perché Poveglia fa parte di 18 isole in cui c'erano specializzazioni mediche anche molto importanti, di cui ne voglio ricordare una che era importante a livello nazionale, che è l'ospedale del Lido, e la traumatologia e l'ortopedia, era all'avanguardia, e l'ospedale sanatorio di Venezia, che addirittura all'epoca aveva un sistema di comunicazione per cui gli infermieri, gli servizi, non toccavano mai le lenzuola personalmente, ma poi quanti lo prendevano, li mettevano in
nasce nella Poveglia, ripeto, dopo l'epoca del Lazzaretto, è stata mano a mano abbandonata e attualmente, non per rispondere alla sua domanda né per intervenire più di tanto, ma la Poveglia è uno degli esempi dei tanti in cui stabilire un campus, perché Venezia è stato in futuro per salvarla dagli studenti, perché la popolazione di Venezia, parliamoci chiaro, vive male e scomodamente, perché è una città unica, scomoda, cara e senza giovani. Non c'è vita. Chi è che può portare vita a Venezia? Una popolazione non fissa, perché nessuno vuole abitare a Venezia perché è scomoda, transitoria. Quindi io nei miei libri ho scritto sempre che gli studenti sono la soluzione per il futuro di Venezia. E speriamo che qualcuno accolga la sua proposta allora. Grazie, grazie a lei. Grazie, ringrazio tutti e parafrasando una frase famosa che la bellezza salverà il mondo, potremmo dire forse Venezia salverà il mondo, ma io credo più nel contrario, che il mondo salverà Venezia. C'è una domanda? Altre due, benissimo. C'è una bibliografia? Sì, c'è la bibliografia alla fine. Sì. L'altra domanda sono non- tanti i libri sulla quali mi sono basata. L'altra anche sui domanda in documenti. fondo? Sì. In fondo ho visto una mano alzata o mi sbaglio? A posto. Grazie a tutti, arrivederci. E vi aspettiamo il 2 di febbraio per la conferenza di Marina Crivellari Bizio sulla storia del Carnevale.